Agricoltore di 41 anni perde la vita, schiacciato dal trattore che si ribalta e rotola giù da un diruppo a Fara di Soligo. Lascia 2 figli in tenera età, dolore e sconcerto. La zia di Cristina Pavesi, uccisa nell'assalto al treno portavalori dagli uomini di Felice Maniero, incontra Paolo Pattarello, ex della Mala. Lo perdono, dice Michela Pavesi. Crisi Pastazzara, vertice questa mattina tra aziende e sindacati, è stato garantito, dicono i rappresentanti dei lavoratori, che posti e retribuzioni saranno salvaguardati. Anche nella Marca, Lega e Movimento 5 Stelle consultano i militanti per avere il via libera sul contratto di governo, i primi ai gazebo, modulo già pronto, i secondi online. Auto manca la precedenza e si scontra con un bus della MOM. Nell'incidente nel quartiere di San Paolo restano feriti 3 passeggeri. Il pirata si dilegua a caccia di un'Alfa 147 scura. Ha attraversato la Marca l'attesa tappa del Giro d'Italia, partita da Ferrara con destinazione Nervesa. Tanti appassionati lungo le strade tra feste e commemorazione della Grande Guerra. Al Teatro Tognolo di Conegliano la premiazione dei piccoli vincitori degli eco-concorsi promossi in Sinistra Piave da Savno al Consiglio di Bacino per insegnare alle nuove generazioni a riciclare i rifiuti. I titoli dell'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque l'ennesima tragedia sul lavoro che si è consumata questa mattina a Fara di Soligo. Un uomo di 41 anni è stato travolto dal trattore sul quale lavorava, che si è ribaltato. Dolore, sotto shock, il comune di Fara di Soligo dove la vittima era molto conosciuta. Eccolo il trattore ai piedi della collina dopo una caduta di una ventina di metri, portando con sé tralicci e vigneti. Poco più in alto giace il corpo senza vita di Andrea Bortolin, 41 anni, di Fara di Soligo, l'ennesima vittima delle tragedie sul lavoro. Questa mattina l'uomo si trovava tra i suoi vigneti, su quella collina di Collagù che aveva da poco finito di recuperare da zona boschiva. Erano circa le 9:30, a bordo del trattore Bortolin stava irrorando i vigneti quando probabilmente, a causa della pendenza del terreno, le ruote del mezzo hanno perso aderenza, scivolando lungo la collina e rotolando più volte, fermandosi poi ai piedi una ventina di metri più giù. Purtroppo però, ribaltandosi, il trattore ha trascinato con sé Andrea, che è rimasto schiacciato dal mezzo. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del SUEM, giunti anche con l'elisoccorso, ma purtroppo per il 41enne non c'era più nulla da fare. In pochi minuti amici e familiari della vittima hanno raggiunto il luogo della tragedia, la disperazione del cugino, in lacrime, incredulo di fronte a quanto accaduto. Guarda, mio amico intimo era, non so cosa dirlo. Come è potuto succedere? Di posti qua il pericolo continuo capita. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal per ricostruire la dinamica del sinistro. Una famiglia, quella di Francesco Bortolin, molto conosciuta a Farra perché da sempre impegnata nella produzione del prosecco, e proprio il presidente del Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene, Innocente Nardi, appena appresa la notizia ha raggiunto Collagù. Gli amici e i familiari sono rimasti accanto al corpo di Francesco fino a quando non è stato portato via. Lì presente anche Mattia Perencina, assessore a Farra, ma soprattutto amico della vittima. Il dolore è troppo grande, il pensiero ora va alla moglie e ai 2 figli di Francesco. È una tragedia che ha scosso tutta la comunità, tutta la borgata, e non ho neanche parole perché era una famiglia, una bella famiglia, una famiglia conosciuta. Queste rive le ha sistemate tutte lui. Non si può mai morire per lavorare mentre si lavora, le morti sul lavoro sono terribili e morire così poi è per un lavoro, poi tra l'altro anche di fatto chi lavora qui è gente che è innamorata anche del proprio territorio. E adesso l'incontro che si è tenuto ieri nello studio della zia di Cristina Pavesi, la studentessa uccisa nel 1990 nell'assalto al treno portavalori da parte della Mala del Brenta. Ebbene, la zia di Cristina ha incontrato un ex uomo di Felice Maniero. Lo perdono, ha detto Michela Pavesi alla fine di questo incontro. È stato difficile, però ho pensato che comunque lui veniva da me ed era un grande passo anche per lui. Quando ci siamo visti, che ho aperto la porta, mi ha detto: signora, non mi guardi con quello sguardo. Io avevo bisogno di guardarlo profondamente negli occhi.
Così Michela Pavesi racconta i primi istanti dell'incontro con Paolo Pattarello, di Dolo, da poco uscito dal carcere dopo aver scontato 30 anni per vari reati legati all'ex mala del Brenta. Lui era un uomo di Felice Maniero, lei è la zia di Cristina, uccisa nel 1990 dalle schegge del vagone portavalori Venezia-Milano fatto esplodere proprio dagli uomini di Faccia d'Angelo. Cristina viaggiava su un altro convoglio proveniente da Padova dove studiava e diretto nella sua città Conegliano. Anche Paolo Pattarello partecipò all'assalto. Ieri nello studio trevigiano di Michela Pavesi l'uomo ha voluto chiedere perdono alla zia di Cristina. Mi ha detto che la cosa che l'ha tormentato in tutti questi anni di carcere, lui ha fatto 30 anni di carcere, è stato proprio l'uccisione, la morte di Cristina. Paolo Pattarello ha poi raccontato come avessero pianificato l'assalto. Non avevano pensato che ci potessero essere delle vittime, avevano addirittura fatto la prova dell'assalto, avevano usato poco plastico in modo da non aver vittime. Paolo ha pagato per quanto fatto, ha tagliato con quella vita, dice Michela Pavesi. L'ho perdonato perché è una persona che comunque ha dimostrato un grande dolore. Si vede che Paolo è una persona provata, continua Michela Pavesi, non come Felice Maniero. Non lo odio, non ho sete di vendetta, ma il perdono è una cosa seria. Io non darei il perdono a Maniero. Perché? Che cosa ha dimostrato in tutti questi anni? Lui continua a fare la sua vita, continua a fare le sue dichiarazioni e quindi credo proprio che neanche se venisse qui io darei il perdono a Maniero. L'incontro di ieri, sottolinea Michela Pavesi, mi ha dato un nuovo senso di libertà e di giustizia. La giustizia che non ho avuto, che non avremo mai, probabilmente passa anche da questa. Adesso la crisi di Pasta Zara, un confronto schietto e positivo, così i sindacati definiscono quello avuto in mattinata con l'imprenditore Furio Bragagnolo e il manager Angelo Rodolfi, vertici appunto di Pasta Zara. L'azienda che ha chiesto il concordato preventivo in bianco ha definito prioritari posti di lavoro e stipendi. Ad oggi l'azienda ci dà la garanzia che non ha nessuna necessità di andare a riorganizzare e quindi a ridurre i posti di lavoro, ma la necessità che tutti i lavoratori rimangano in azienda per garantire appunto le produzioni, perché la volontà è quella di crescere con i numeri e crescere con le vendite. Incontro in mattinata a Riese +10 tra i sindacati e i vertici di Pasta Zara, un confronto che viene definito positivo dai rappresentanti dei lavoratori che in attesa di novità sulla procedura di concordato hanno ricevuto rassicurazioni importanti dal presidente Bragagnolo e dal nuovo amministratore delegato Rodolfi sul fronte degli stipendi arretrati. Ad oggi il Tribunale deve ancora dare la conferma alla procedura, che speriamo arrivi la prossima settimana. Oggi ci è stata data l'indicazione che è stato dato un acconto a tutti i lavoratori sulla retribuzione di maggio, quindi un terzo viene accreditato nei prossimi giorni, 2 terzi rimangono su giugno e l'azienda ha detto che ha intenzione di mantenere, cioè le retribuzioni sono la priorità assoluta come l'ordinaria amministrazione. Parole importanti per i lavoratori di Riese e di Muggia, i 2 stabilimenti interessati dalla procedura di concordato preventivo. Di fronte, ammonisce Pasqualin della CGIL, c'è tuttavia un percorso lungo. Oggi abbiamo chiesto all'azienda che nel momento in cui il Tribunale darà l'ok e nominerà ovviamente il commissario, che ci tengano informati. Dopodiché abbiamo chiesto a breve un incontro con tutte le organizzazioni sindacali, tutte le RSU dei 3 stabilimenti per coordinarsi e per avere anche un po' idea del piano che svilupperà Pasta Zara con il nuovo amministratore delegato. La politica, perché anche nella Marca Lega e Movimento 5 Stelle consultano i militanti per avere il via libera sul contratto di governo. I primi ai gazebo, il modulo è già pronto, i secondi online. Allora ci colleghiamo in diretta con Lucio Zanato che si trova per noi a Ca del Galletto ad un appuntamento del Carroccio insieme ad un ospite a cui chiedere subito che aspettative ci sono per questa consultazione. Passo a te la linea, Lucio, buonasera a te, buonasera al senatore Candura.
Sì, Francesca, sono a Ca del Galletto e qui questa sera si parlerà di culle vuote e di possibilità di poter rilanciare, diciamo così, il popolo italiano e anche il popolo veneto. Siamo con l'onorevole, con il senatore Massimo Candura e intanto cominciamo con questo convegno. È uno dei punti, diciamo così, del contratto di governo, quello di rilanciare le famiglie. Certamente sì, il convegno di stasera presenta un libro scritto a 4 mani dal professor Ettore Gotti Tedeschi e dall'onorevole Lorenzo Fontana e collega la crisi economica e sociale in cui l'Italia e l'Occidente versano alla crisi demografica che da tanti decenni affligge il nostro Paese. Il dramma delle culle vuote è il dramma di politiche familiari, in particolare in Italia, inesistenti, non c'è aiuto, anzi la donna madre è quasi perseguitata dal sistema attuale. Obiettivo della Lega, obiettivo della politica del governo che è imminente, è quello di sostenere la famiglia, di sostenere la maternità, perché sostenere la maternità vuol dire sostenere il Paese, sostenere la nostra gente. Ecco, allora voi da domani siete con i gazebo per capire se i cittadini veneti, trevigiani, comunque i cittadini italiani sono d'accordo su questo contratto di governo con i 5 Stelle. Ecco sì, noi ci rivolgiamo agli elettori, saremo in gazebo in tanti punti in tutta la provincia di Treviso, non solo a Treviso città, con gazebi che chiederanno appunto, alla luce di una sintesi del programma esposta nei gazebi stessi, chiederanno il parere ai nostri elettori. Ecco, ma potranno andare tutti a vedere, a firmare, oppure solo gli iscritti alla Lega? No, è rivolta agli elettori, non necessariamente agli iscritti. E voi cosa vi aspettate? Noi ci aspettiamo che, letto il programma, le persone secondo scienza e coscienza decidano. È chiaro che uno dei punti è quello della politica familiare, sostegno agli asili nido, progressiva eliminazione dell'aliquota IVA sugli articoli necessari per gli infanti, abbigliamento o altro, e una serie di sostegni alla maternità anche economici. Ecco, questo è l'obiettivo che abbiamo come nuovo governo del Paese. Senta, lei che è stato giù a Roma, a che punto siamo con il nome del Premier? Il nome del Premier attualmente è trattato da una ristrettissima cerchia e penso che siamo a buon punto, ma non mi sbilancio a fare commenti. Ecco, allora con quest'ultima notizia io restituisco la linea allo studio, grazie. Grazie a Lucio Zanato e grazie al senatore Massimo Candura. Ieri sera ospite a 20:10 il candidato sindaco di Coalizione Civica Treviso Said Caibi, che ha parlato dei punti del suo programma, tra questi prioritaria la questione della mobilità e del trasporto pubblico. Riguarda veramente tutti noi, riguarda le persone anziane, riguarda i giovani, riguarda le persone che producono quotidianamente. Abbiamo un servizio che è fermo alla fine degli anni '80, se vuoi cambiare un quartiere da Santa Maria del Rovere a San Pelaio devi prendere il 7, andare in centro, prendere il 61 e poi andare a San Pelaio, ed è un quartiere attaccato all'altro. Noi vorremmo mettere in campo una serie di soluzioni, avere un servizio pubblico che funzioni, ogni 10 minuti avere una corsa, averla fino alle ore 24 durante la settimana, e avere anche il fine settimana degli autobus notturni. Non c'è bisogno di fare tutte le reti, basterebbero 4 autobus che passano ogni ora con l'obiettivo di avvicinarsi ad almeno 800 metri. Alle volte l'esigenza si crea se offri il servizio. Certo, su questo non c'è dubbio. Il bisogno va soddisfatto, le dico qual è il bisogno. Il bisogno di ogni genitore e di ogni persona che ha un familiare che il sabato sera prende la macchina, magari un giovane che va... I ragazzi possono tornare a casa con l'autobus. Sì, Ferdinando, guardi, penso che sia seriamente un problema il lunedì mattina quando apriamo la stampa e vediamo l'ennesimo schianto. Noi possiamo fare qualcosa. Così dunque Caibi, mentre la Civica Treviso Unica Tu ha riservato una porzione importante del programma per interventi a favore dei disabili. Sentiamo allora la candidata sindaco Maristella Caldato. Treviso Unica Tu ha riservato una particolare attenzione anche nella stessa composizione della lista, oltre che nei temi del programma. Per quanto riguarda i temi, noi intendiamo fare 3 azioni concrete fin da subito, cioè prima azione, entro 12 mesi dall'insediamento del sindaco riteniamo che tutti gli uffici comunali debbano essere resi accessibili ai disabili, quindi con interventi concreti. La seconda azione
l'azione è quella di costituire un tavolo intersettoriale sulla disabilità dove vengano definite azioni concrete da frazionare nei 5 anni di amministrazione, evidenziando le azioni da fare nel medio, breve e lungo termine. Terza azione concreta riguarda il mondo dei trasporti e la disabilità. Devono essere fatte azioni con MOM al fine per esempio di incentivare le chiamate vocali dei mezzi di trasporto, oltre che quelle tattili in PVC. Queste sono indispensabili. Incidente questa mattina nel quartiere di San Paolo, coinvolto un autobus MOM che è stato centrato da un'auto che uscendo da una strada laterale non ha rispettato la precedenza. A causa dell'impatto 3 persone che erano a bordo del bus hanno riportato lievi ferite. Il conducente dell'autovettura, dopo aver causato il sinistro, si è dato alla fuga. L'azienda confida negli accertamenti della polizia locale e nelle eventuali testimonianze di chi ha assistito alla scena per poter risalire al più presto al responsabile. Si svolgeranno domani pomeriggio alle 16 nella chiesa di Ponte di Piave i funerali di Francesco Prevedello, il 31enne morto mercoledì sera in un incidente stradale a Noventa di Piave. L'auto sulla quale l'uomo viaggiava è uscita di strada, prima ha travolto il palo della fermata dello scuolabus, poi è finita contro un muretto di un'abitazione, infine si è ribaltata in un fossato. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e poi parliamo del Giro d'Italia nella Marca, tra poco. La vita. Rieccoci in diretta, come annunciato oggi tappa veneta e trevigiana del Giro d'Italia, arrivato a Nervesa della Battaglia e allora vediamo la festa e l'attesa degli appassionati a Treviso per il passaggio dei ciclisti. Oggi vede Ciro, devi venire oggi, è tu presente, quando che ti decide, scusa, no. Decide di venire oggi? Oggi, proprio oggi. E guarda il traffico è bloccato, ma d'altronde merita questa corsa, dai. Contento per il Giro d'Italia? Sì, dai. Anche se sta bloccato qua? Pazienza. Fa concorrenza ai ciclisti? Automoto 1925, la bici di Bottecchia. Pochi affari oggi. No, ne abbiamo fatti molti. Ah, Stamattina. Sì? Stamattina parliamo di Giro d'Italia, così va bene. Così va bene, certo. Sono i ciclisti trevigiani che non si allineano a quelle che sono le norme. Cosa ti dire? Ti piace il Giro d'Italia? Mi piace il Giro d'Italia. Ma è disciplinata la Io gente? ero sulla parte tedesca. Mica tanto. Cos'è il ciclismo? Guarda, poi un trevisase è questa. Appassionata? Abbastanza. Più lei o i figli? Cerchiamo di trasmettere la passione. Mondiale, adesso so il lago di Medà, la cosa, il velodromo, c'è le piscine olimpiche. A Remo dove sei? Remo dovrebbe stare in cava. Il Giro d'Italia si farebbe fare prigioniero un'altra volta. Prigioniero ti sa 40 giorni o più a me e guarda che è una roba brutta. Però su scampato, non ho paura. E il capo mi segue sempre, il mio catase. Posso dire una roba? È come correre al giro? Sì. Ciao. Il menù del Giro d'Italia. A Spara Girosa oggi. Sperano di intonare per un traguardo volante. Vincerò nel cielo. L'Istituto Alberini di Lancenigo, primo alberghiero d'Italia, il titolo conquistato nel campionato nazionale dedicato a questa tipologia di scuole che si è svolto in Liguria. Questo cartoccio che stiamo componendo. L'Istituto Alberini di Lancenigo, miglior alberghiero d'Italia, con 3 studenti pluripremiati. Insieme ai cugini di Castelfranco hanno fatto man bassa di riconoscimenti ad arma di taggia nel corso del campionato italiano riservato alle scuole che formano gli chef, i sommelier e gli operatori turistici di domani. La premiazione nella suggestiva cornice del Teatro Ariston di Sanremo.
Non posso che ringraziare Brando, Sara e Alessandro delle loro prestazioni. Noi crediamo che il risultato di singoli dipenda dal risultato di una grande squadra. Noi abbiamo veramente tantissimi bravi ragazzi, è stata una competizione molto significativa perché tutte le scuole d'Italia hanno partecipato e ognuno cercava di mettere in mostra quello che sapeva fare. 3 premi per Sara, prima assoluta nella gara di sala e bar e miglior giovane sommelier d'Italia. Secondo posto per Brando nella prova di enogastronomia e cucina, tra i primi 5 in accoglienza turistica Alessandro, tutti 17enni, tutti con grandi aspettative per il futuro. Io punto a diventare un direttore d'albergo, lo dico proprio apertamente e sono sicuro di riuscire a ottenere questo risultato. Prima di tutto andare a fare esperienza all'estero, che è veramente importante soprattutto in questi settori. Io sono il cuoco, sono davvero felice di questo ottimo risultato, non tanto per il secondo posto personale ma per il piazzamento del nostro istituto. Volevo ringraziare tutti i docenti che mi hanno formato e in generale tutto l'Istituto Alberini che punta moltissimo sulla formazione dei propri ragazzi. Penso che il mio punto di forza sia stata l'argomentazione, e perché appunto ogni cosa che facevo o non facevo dava una motivazione, e questo penso che mi ha differito un po' dagli altri partecipanti a cui faccio dei complimenti, perché comunque sono tutte delle eccellenze, sono arrivati lì e quindi voglio complimentarmi anche con loro che sono stati molto bravi. Un brindisi simbolico col prosecco versato da Sara e uno rigorosamente analcolico per i 3 giovanissimi campioni. Bravissimi, bravissimi. Un applauso. Dagli studenti dell'Alberini ai partecipanti ai concorsi dedicati all'educazione ambientale indetti da Savno e Consorzio di Bacino Sinistra Piave, stamattina a Conegliano la premiazione. Riciclare vuol dire rifare la plastica, vuol dire tenere le cose, quelle invece di buttarle via se le tengono. Eccoli i piccoli partecipanti ai 3 eco-concorsi promossi da Savno e Consorzio di Bacino Sinistra Piave tra i ragazzi delle scuole primarie e secondarie del comprensorio per incentivare corretto smaltimento dei rifiuti e lotta all'inquinamento. Al Teatro Toniolo di Conegliano la premiazione di Stampa e Ricicla, decora il presepe 2017 e raccogli l'olio, doni un tesoro. Oltre 14.000 gli studenti coinvolti, quasi 200 scuole, anche quelle dell'infanzia, 27 delle quali sono state premiate. Riciclare vuol dire usare dei materiali che sono già stati usati in un nuovo modo. Noi abbiamo realizzato una lampada utilizzando un flauto, un paralume vecchio e della carta di spartiti. Al concorso Raccogli l'olio e doni un tesoro hanno partecipato 7.600 studenti di tutte le età, che hanno raccolto in un solo mese ben 11.105 kg di olio vegetale esausto. L'olio usato, al riciclo del materiale plastica, tutto. È un premio che abbiamo istituito 2 o 3 anni fa e che incrementiamo un'altra volta. Abbiamo cominciato con i presepi, l'olio e forse ancora qualche cos'altro andando in futuro. Premiate anche le 13 scuole che si sono distinte nel concorso dedicato al Natale e al presepe. Abbiamo realizzato questo simbolo del Natale. Prima ci stiamo confrontandoci su varie tecniche da utilizzare. Ognuno ha portato alcune cose che magari i genitori avevano utilizzato per i vari lavori. Abbiamo dato anche delle idee, abbiamo messo tutte insieme le nostre idee. In Veneto si fa la raccolta differenziata, quindi si riesce a riciclare moltissime cose. Un percorso di rispetto dell'ambiente, un percorso di investimento nella raccolta differenziata, un investimento nel nostro ma soprattutto nel futuro dei nostri figli. Il pericolo per le prossime generazioni, troppi telefonini, poche azioni buone. Oggi io credo invece sia dimostrato esattamente il contrario, i nostri ragazzi ci sono, hanno voglia di fare e tutti i premi che hanno ricevuto sono la dimostrazione che il futuro delle prossime generazioni è in buone mani. Con le notizie da Treviso ci fermiamo qui, ora previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata a tutti. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Tempo lievemente instabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 19 maggio.
Sul Veneto prevale il bel tempo, asciutto e stabile su tutta la nostra regione. Ampio soleggiamento su tutti i settori con il cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Possibili soltanto isolati temporali pomeridiani sul Bellunese. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra 21 e 25 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà buono al mattino con tanto sole sulla nostra regione, dove il cielo sarà in prevalenza sereno. Nella seconda parte della giornata qualche acquazzone sui rilievi in genere. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 23 e 26 gradi. Non sarà altrettanto fortunato il Trentino Alto Adige. Qui il tempo sarà molto instabile, con molte nubi e con rovesci e temporali piuttosto frequenti nell'arco della giornata. Generale miglioramento però già entro la serata. Concludiamo infine con le temperature. Le minime saranno comprese tra 13 e 15 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 20 e 21 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.